West Nile, nuovo caso nella Marca, e questa volta ad essere infettata dal virus trasmesso dalle zanzare è una ragazza di appena 25 anni ricoverata in rianimazione all'ospedale Cafoncello. È una ragazza di 25 anni che aveva un'importante patologia ematologica, quindi già seguita dall'ospedale di Treviso, è arrivata in malattie infettive e subito dopo è stata trasferita in rianimazione perché già presentava dei segni importanti di encefalite. Dopo la conferma dalle analisi è scattata subito la segnalazione per avviare la disinfestazione nel paese di residenza della giovane, un comune nell'immediata periferia di Treviso. Immediatamente quando abbiamo la diagnosi avvertiamo l'igiene pubblica che si preoccupa di fare un intervento di disinfestazione nel luogo di residenza della paziente. Cresce in numero esponenziale il numero di persone contagiate dal virus, centinaia in Veneto, una delle regioni più colpite, ed il numero di vittime sale a 13. Nell'80% delle persone contagiate la malattia è asintomatica, ma in alcuni casi, circa 1 ogni 1000, il virus può causare encefalite anche letale. Quest'anno abbiamo dei numeri più importanti. Ricordiamo che in ambito europeo c'è stato un incremento del 300%, che ha coinvolto anche la nostra zona. Ci preoccupa perché per questo numero elevato di pazienti, però ricordiamo che quasi la totalità sono sempre pazienti immunodepressi. A rischio soprattutto le persone debilitate ed immunodepresse, per le quali valgono ancor più le raccomandazioni dei sanitari al fine di evitare le punture di zanzara. Usare i repellenti nelle zone in cui c'è una densità elevata di zanzare, usare vestiti, camicie e pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe, cercare di utilizzare le zanzariere e svuotare i contenitori dove c'è l'acqua. Ricordiamo i sottovasi per i fiori, le ciotole per i cani. Ecco, non sottovalutiamo queste azioni.